Sono le immagini del calcio dilettanti, torna a tutto campo. Buonasera, ben ritrovati, un'altra stagione, una stagione che definirei nuova, forse lo capite anche dalla nostra grafica. A tutto campo riparte, si è rifatto un po' il look, io forse no, anzi peggioro probabilmente, ma l'importante è che la trasmissione sia sempre bella, godibile e migliori sempre, questo è il nostro intento. Ripartiamo come sempre con tante immagini, stasera soprattutto con tanta Serie D, infatti il 1° settembre è iniziata l'avventura del campionato interregionale, dall'8 settembre partono invece i campionati dall'eccellenza in giù e noi ci saremo con tutte le nostre immagini in esclusiva, ma oggi si parte dalla Serie D e parliamo anche di Coppa Italia, eccellenza e promozione, l'eccellenza giocatori, la promozione oggi. Vi presento subito i nostri ospiti, è da 3 anni che siamo insieme in questa avventura, è uno degli opinionisti e dei volti che ci accompagna da quando siamo partiti, era il febbraio di 3 anni fa più o meno. Antonino De Blasi, ciao Antonino. Ciao, buonasera a tutti. Però guarda, sono partiti in regia dall'allenatore vincente. No? Stefano De Agostini, allora rifacciamo. Stefano De Agostini, buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera. A fianco, eccolo qua, Antonino De Blasi che arriva. Ciao Antonino, buonasera, ben ritrovato. Parlavamo di allenatori, Stefano De Agostini, stasera parliamo di Serie D, che ha vinto la Serie D con la Sacilese. Noi partiamo sempre con il meglio, no? E con gli ultimi 2 allenatori che la Serie D con le squadre, con le nostre regionali hanno vinto, uno Stefano D'Agostini, l'altro Giuliano Zoratti e nostro opinionista è Simone Fornasiere. Buonasera Simone. Ciao Massimo, buonasera a tutti. E appunto l'ho annunciato, Giuliano Zoratti, adesso la guida dell'UFM. Ciao mister. Buonasera. Il meglio, come abbiamo detto, insomma, gli ultimi 2 allenatori vincenti. Prima di commentare e di vedere le immagini di questa giornata, vediamo subito i risultati della Serie D. Prego la regia se è pronta con la grafica, andiamo a vedere cosa è successo in questa prima giornata di campionato. Vedete Belluno Trissino Valdagno 1-1, Montebelluna Pordenone, vince il Pordenone in trasferta, questa è la sua prima gara, all'86esimo con Maccan 1-0, Dro contro Marano 1-1, pareggia Altamai 2-2 se non sbaglio in rimonta, perde contro la Fersina Perginense l'Unione Triestina, perde 2-1, la Sacilese batte il Mezzocorona 1-0, San Paolo Padova Union Ripa 1-1, Giorgione vince a San Vito al tagliamento 3-0, e l'UFM, purtroppo per mister Zoratti parleremo di questa sconfitta col Vittorio Veneto per 4-1. Questi i risultati della Serie D. Vediamo subito anche quello che è successo in Coppa Italia per quanto riguarda l'eccellenza, se è subito pronta la nostra regia con la grafica. Si è giocato ieri di sabato, l'eccellenza è scesa in campo per l'ultimo turno dei gironi di Coppa Italia che promuovono le squadre ai quarti. Questa è la promozione, va bene, non preoccupatevi, siamo ancora in rodaggio anche noi come redazione, quindi ci scuserete. Leggo la promozione perché tanto è attualità di oggi. Porcia batte Torre 2-1, Fiume Veneto Bannia Prata 1-2, vince il Prata, e io leggo anche le squadre che si sono qualificate perché questo è il girone A, e Torre e Prata si qualificano in promozione. Il Porcia, nonostante quest'ottima vittoria con la doppietta di Zambon, non può passare il turno. Spal Cordovado Bannia 1-0, Cordenons finalmente fa la voce grossa, batte 3-1 il Cordenons, ma a passare il turno sono Spal e Bannia. Poi andiamo avanti con Cammino Lignano, vince il Lignano 3-1, vittoria decisiva perché passa il girone, insieme al Brian che ha pareggiato 1-1 col Flumignano. Caporiacco Profagania 3-3 e il Flaibano ha battuto il Gravis 1-0, lo intravedete nella grafica. Flaibano e Gravis sono promossi al prossimo turno. Andiamo avanti ancora con i risultati di promozione. Per completezza, terzo Torviscosa, vittoria netta del Torviscosa per 4-1. Super San Giorgina in questo precampionato, nella fase di Coppa, punteggio pieno 1-0 che con la Pro Cervignano. Ancora Golietri che ha segnato sempre, mi pare 5 gol in 3 partite. Sevegliano qui in questo caso San Giorgina passa insieme alla Pro Cervignano. Sevegliano Vannatisone 2-2, oltre batte la Torre,
La Torreanese batte l'Oltre 1-0, c'è un errore con un calcio di rigore discusso dall'Oltre e sono Torreanese e Sevegliano a passare il turno. Isonzo Ronchi 0-0, Pro Romanzo Juventina 0-1, passa la Juventina a punteggio pieno, ci sarà sorteggio tra Pro Romanzo e Isonzo, pari in tutto. San Giovanni vince col Trieste 1-0, Vesna e Zaule pareggiano 1-1, sono appunto Vesna e Zaule a passare il turno della promozione. Se siamo pronti rientriamo, questi erano i risultati della giornata di oggi di Coppa Italia di promozione. Se la regia è pronta e poi si parte con la discussione in studio, leggiamo solo i risultati di eccellenza se ci siamo e così per completezza abbiamo fatto tutto per quanto riguarda i risultati della Serie D alla promozione che abbiamo raccolto oggi. A Nocera Inferiore è stato bellissimo, ormai è passato praticamente un mese, a Pescara forse ancora di più nonostante una sconfitta, ma da oggi si fa davvero sul serio, è tornato il campionato, è un nuovo Pordenone, l'obiettivo è sempre quello, la Lega Pro. C'è Montebelluna Pordenone, lo stadio San Vigilio di Montebelluna, prima giornata del campionato di Serie D Girone C. Il pallone è buono per Zanardo, la mette giù Zanardo, la di rigore, Zanardo sul primo palo, il pallone sfiola la palla e va sul fondo, prima occasione per il Pordenone, secondo minuto, Zanardo, ma che disattenzione della difesa del Montebelluna, Prosdocimi da una parte, Sementin dall'altra, fino adesso ballano. Si iniziano a sentire anche i tifosi del Pordenone, una quindicina, forse qualcosa di più, Zanardo spalla alla porta, si gira, alla tre quarti, l'imbucata per Zubin è bellissima, Zubin può andare anche al tiro subito, invece prova il dribbling, va giù, dice di rialzarsi l'arbitro, protesta Carmine Parlato, è andato giù Emil Zubin. Aveva ormai saltato il suo avversario. Ora Zanardo al vertice dell'area, Zanardo prova a servire Zubin in posizione regolare, Zubin, la gran parata di Rigo, ha perso l'attimo Emil Zubin, si è trovato il pallone un po' sotto, grande occasione per il Pordenone, 12° minuto. E poi Zanardo lungo per Zubin, è partito in posizione regolare, Zubin e la gran parata di Rigo, Zubin al volo col piattone, stava per metterla all'angolino, è volato Rigo, il contropiede è finito in fuorigioco Morbioli. Se ne va però da solo Zanetti, ancora fermato, ancora l'errore, attenzione di Fornasiere, poi il pallone che finisce fuori, che occasione per il Montebelluna, Morbioli, ha messo fuori Morbioli, con Perosin Mattielic, grande intervento regolare su Perosin, attenzione Zubin, area di rigore, Zubin le finte, prova a sfidare proprio De Marchi, il pallone in mezzo viene messo in calcio d'angolo da Sementin, Emil Zubin, pericolo numero 1 per il Montebelluna, ancora Mattielic, di fino, l'imbucata di Paolo Zanardo per Nichele, che viene messo giù, c'è cartellino giallo e attenzione perché è il secondo, svolta la partita, fuori Sementin del Montebelluna, giallo e rosso, Bardus alza la testa, vede il compagno al centro di rigore, prende posizione Zubin e poi Zanardo, la parata di Rigo, Zanardo era defilato ma la posizione era buona, ora Zanardo prova a partire McCann, Zanardo non lo vede, poi lo vede McCann con i pugni ancora, il portiere del Montebelluna. C'è McCann all'altezza del dischetto che adesso taglierà il pallone proprio per lui. McCann! McCann! Eccolo qua! Mamma che esordio! Dennis McCann! 1-0 Pordenone! Entra, segna e probabilmente sono 3 punti. Era uscito benissimo da un blocco Dennis McCann. Il calcio d'angolo perfetto, la pennellata di Lauro Florian. Ora Lauro Florian sta per maturare la prima vittoria del Pordenone in campionato col gol di Dennis McCann in questo momento a terra. Matura in questo momento il Pordenone, espugna il San Vigilio di Montebelluna. È 1-0 il gol quasi allo scadere di Dennis McCann. Il Pordenone vince a Montebelluna, vola a 3 punti, sono i primi. Mentre c'è anche un accenno di rissa in campo, sono i primi, c'è Lauro Florian ora che deve tenere fermi 2 giocatori del Montebelluna. Qualche scintilla, ma quello che conta, ripetiamo, sono i 3 punti. E questa è stata la vittoria del Pordenone, la cronaca di Marco Agrusti, le immagini del nostro Davide Pettarini. De Blasi, tanto Pordenone, le immagini ce lo dicono. Sicuramente una vittoria meritata, forse il risultato sta stretto per quello che si è visto dalle immagini. Un Pordenone che secondo me parte con il piede giusto, parte con i favori del pronostico per la 3ª stagione di fila. Speriamo che questa sia l'annata buona, ecco. Perché non dovrebbero essere? Non dovrebbe essere, mister, l'annata buona. Lei ha detto sul Messaggero Veneto, un'intervista che afferma il nostro collega Bertolotto, che è molto interessante, ha detto basta che la società non perda, diciamo così, di vista la situazione, più o meno questo era il concetto? Sì, io sono convinto di questo. Io ho avuto un'esperienza
l'anno scorso, ma penso che l'esperienza di tutti gli allenatori che sono stati davanti l'anno scorso sia stata questa, no? L'unica società che è stata tranquilla l'anno scorso ha vinto il campionato, perché il Porto Toro è l'unica società, io non conto la Vecom, perché chiaramente sappiamo tutti che Gigi Fresco è allenatore, presidente e tutto di più. Gli altri hanno tutti cambiato l'allenatore, l'unica che non ha cambiato, che era a 9 punti dalla prima, che era il Delta Porto Toro, e poi alla fine ha vinto. Io credo che grande tranquillità lasciare lavorare l'allenatore, che tra l'altra cosa l'allenatore del Pordenone è una persona molto preparata, in un campionato dove secondo me c'hai anche la fortuna che pretendenti ce n'è poche, perché se togliamo il Marano e la Triestina, che secondo me con Godeas ha un reparto d'attacco stellare, non vedo altre squadre che possano insidiare la leadership, quindi questa è un'occasione secondo me per il Pordenone irripetibile, e quindi credo che la società, se riuscirà a rimanere tranquilla, potrà dare una grande mano a mister Parlato e ai giocatori a raggiungere l'obiettivo. Fornasiere, tu ci credi? Sì, concordo con quello che ha detto il mister, anche perché sembrava quest'estate, a fine campionato scorso, che Real Vicenza potesse essere la pretendente forse numero 1 col Pordenone. È stata ripescata, oggi ha vinto 4-1 all'esordio in seconda divisione Real Vicenza. La San Bonifacese, che comunque si è molto ridimensionata, è stata spostata nell'altro girone, il mister conosce bene, quindi io credo che ecco, la Triestina ha fatto questo colpo Godeas, che sicuramente è un colpo importante. La Serie D è sempre un campionato difficile, ma mai come quest'anno credo che il Pordenone potrebbe quasi fare corsa a sé. Mister Zorati, cosa ha visto, cosa ha intravisto da quelle immagini, visto che domenica va al Bottecchia? Beh, un Pordenone che ha strameritato la vittoria, anche se è arrivato solo alla fine, magari con un giocatore che è entrato dopo. Però è una squadra che ha un po' in tutti i reparti giocatori per la categoria straordinari, che possono comunque, come abbiamo detto qua, vincere questo campionato. Noi dovremmo prepararci con qualche assenza bene per non fare le figure di oggi, però ripeto, del Pordenone Zubin lo conosco, l'ho allenato, so il valore suo, soprattutto in queste categorie dove magari trova difensori meno bravi di quando con me in Lega Pro magari aveva giocatori avversari, difensori più bravi. E faceva comunque tanti gol. Ha fatto il massimo il record di gol che con noi, però in questa categoria magari anche qualche giovane, lui poi è bravo, va a cercarsi sempre quello meno forte, io me lo ricordo, si mette sempre dove sa che quell'avversario, quel centrale è un po' meno bravo dell'altro, quindi è furbo, in area si mette davanti alla palla, procura rigori, lì ha tentato oggi, non gliel'ha dato, comunque è andata bene lo stesso Pordenone. La Triestina ha preso Godeas e qualcuno diceva, almeno io ho sentito dire, era un colpo da Pordenone. Godeas Zubin. No, Godeas Zubin va bene con Zanardo, ho allenato anche Zanardo, va bene credo così, sì, no? Che Godeas poteva andare a Marano, forse poteva spostare qualche equilibrio verso Marano, non è andato là, è andato a Trieste. A Trieste non dimentichiamoci comunque, anche se oggi ha subito 2 gol, che era già una difesa buona, forte, ha preso Pimazzoni, che conosciamo, è un giocatore che in questa categoria è un ottimo difensore, quindi è migliorato anche quello. Triestina ha forse, con il problema di Pisco, un po' giovane, che si è rotto un po' e ha fatto male, ha forse, sentendo Gradella, con il quale mi sento con una certa continuità, perché insomma così conosciamo da moltissimi anni, mi dice che devono mettere un po' a posto la batteria degli under. Con gli under non sono benissimo. Che è fondamentale, no? Sì, in questa categoria. certo. Ultima cosa, poi andiamo in pubblicità. Mister Agostini, basta Godeas per far diventare la Triestina, però al di là del risultato di oggi, una squadra da primo posto o per il primo posto? Come ha detto giustamente il mister, noi molte volte analizziamo tutte le squadre di Serie D partendo dai vecchi, ed è un errore grossissimo. È stato uno dei problemi del Pordenone di questi anni, grandissima batteria di vecchi, giovani forse non sempre all'altezza, no? Perché noi dobbiamo pensare che ce n'è 4 e molte volte non te ne bastano neanche 10, perché è difficile che un giovane riesca a reggere tutto il campionato, quindi il giovane forte a volte fa pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, questa è una cosa fondamentale, quindi se la Triestina compra tutti i giocatori più bravi del mondo ma non è messa a posto con i giovani, può soffrire. Questo non solo la Triestina ma qualsiasi tipo di squadra. Ok, un po' di pubblicità, poi si riparte. Dobbiamo sentire mister Parlato, l'intervista dell'allenatore del Pordenone e poi le immagini dal Boito dell'UFM di mister Zorati. Restate lì, a fra poco.
Ed eccoci qua, ben ritrovati. Vi ricordo che c'è un numero in diretta lì in sovraimpressione che ve lo lasciamo sempre fisso perché potete dialogare con noi, potete fare domande ai nostri ospiti, 0432 1636 674, insomma è scritto lì, potete intervenire quando volete in diretta. Noi intanto andiamo avanti, abbiamo visto le immagini del Pordenone di un decisivo Maccan che però sul finale si è infortunato, un problema al ginocchio, domani ne sapremo di più sull'infortunio del bomber nero-verde. Ecco, De Blasi, quanto sposta gli equilibri questo acquisto invece? Parlavamo di Godeas, di Zubin e Maccan che ha fatto un gol, tutti lo avete commentato in maniera entusiasta. È stato un gol eccezionale, saltato forse 30-40 cm più in alto tutti gli altri con il tempo giusto, riuscendo a liberarsi da un blocco, per cui è stato eccezionale sia per posizionamento che poi per tempo di inserimento del colpo di testa, è stato eccezionale. Maccan secondo me insieme a Zanardo e a Zubin diventa veramente una batteria di attaccanti che credo che per la categoria sia quanto di meglio ci sia in questo momento in giro. Poi, non dimentichiamoci di Florian, che è un altro signor esatto. giocatore. Ecco, però anch'io penso un po' quello che dicevano i mister prima, che la differenza alla lunga, e mi auguro che quest'anno i fuoriquota hanno puntato molto su questo a Pordenone, sapranno fare la differenza, perché in effetti è quello che in questo periodo è mancato, negli ultimi 3 anni è mancato. Ecco. Eh sì, fuori quota che recitano sicuramente una parte importante, vedete questa è una panoramica del nostro studio con i nostri ospiti, visto che abbiamo 2 allenatori che la Serie D l'hanno vinta e visto che il Pordenone è una delle squadre che ci sta più a cuore e anche quest'anno si ripete una collaborazione importante, tutte le gare del Pordenone verranno mostrate da FVG Sport Channel, no? Questa collaborazione tra noi e la società Neroverdi. Dicevo, si parte con la Serie D, è la prima puntata, ospiti sono gli ultimi 2 che l'hanno vinta guidando una regionale, mister Zoratti con l'SM e mister Agostini con la Sacilese. Ci dite allora come si vince la Serie D, mister? E qualcosa saprete più degli altri, no? D'accordo, allora... Simone Fornasieri ha fatto un bellissimo inizio di puntata, però ne saprà un po' meno, forse. Io parto da quello che ha detto Stefano. Sì. Vince sempre la società, nel senso, società organizzata, seria, che sa quello che deve fare, che sta al suo posto, che fa lavorare, che ha le possibilità economiche per prendere giocatori importanti per la categoria, un allenatore che non faccia tanti danni e poi buoni giocatori, soprattutto in questa categoria giocatori giovani bravi. A Gradisca abbiamo vinto quando avevamo degli under, un po' indietro, gli under dell'anno precedente, l'anno in cui abbiamo vinto, facevano le riserve degli under nuovi, cioè i Cantarutti, i Racca, che l'anno precedente erano dei titolari, l'anno successivo hanno fatto le riserve dei nostri under, per cui avevo degli under bravi, quando mancava qualche under, perché come diceva Stefano non possono reggere un campionato, chi entrava comunque aveva l'esperienza dell'anno precedente e avevamo chiaramente avevamo una difesa, avevamo il Carli che ha fatto 15-16 gol, avevamo una difesa non così fortissima perché abbiamo subito 42-43 gol, adesso di preciso non so, ma ne abbiamo fatti 85. Lì c'erano giocatori importanti. I gol subiti sono i 40 gol che fanno vincere il campionato. Ecco, però la società, ha detto, primo tassello, era una società, al di là di come è finita dopo, che aveva in quel momento storico possibilità economiche, ma non è che avesse tutta questa esperienza, quell'ISN, no? Beh, ma la società non deve avere esperienza, la società deve essere una struttura che ha organizzazione nelle varie cose, nei vari dirigenti, nelle varie cose, che ha possibilità di prendere delle squadre, dei giocatori bravi per la categoria importanti e che lascia lavorare tranquillamente tutti. In quell'anno lì, mi ricordo, noi all'inizio abbiamo pareggiato la prima a San Donà, vinto in casa con la Virtus Vecon di allenatore, dirigente, segretario di Freschi, perché come diceva fa tutto. Poi abbiamo perso 2 partite di fila, una in casa e una fuori. E lì qualche cosa c'era perché abbiamo cominciato a fare allenamento nel pomeriggio, ma forse non serviva farlo il pomeriggio e tutto. Da lì però abbiamo cominciato a vincere e dopodiché chiaramente abbiamo vinto il campionato con tanti punti di vantaggio. Ecco, tutti questi ingredienti della società, però mister Agostini il Pordenone ce li ha in teoria, no? Perché... No, certo, cioè, è fuori di dubbio che ce li ha. Credo che, no, ma ti ripeto, credo che anche loro
loro sanno, e noi non possiamo insegnare niente al Pordenone, credo che loro sanno. È chiaro che, ti ripeto, io potrei raccontare la stessa storia del mister. Inizio del girone di ritorno noi eravamo in vantaggio sull'Eurotezza di 4 punti, noi abbiamo fatto 4 partite, 3 sconfitte, una vittoria, siamo andati a -5, e fosse capitato l'anno scorso ero a casa, a Sacile hanno avuto pazienza, li abbiamo recuperati e battuti. Ma questa Serie D è difficile, questa che parte quest'anno? Ma la Serie D è sempre difficile perché allora, da fuori è un conto e parlare, no? Tutti danno favorito il Pordenone, danno favorito il Marano, però poi le partite bisogna giocarle, ed è chiaro che quando una squadra qualsiasi, io mi ricordo il mio mezzocorona, sono andato a Venezia, ho vinto 3-0, perché quando giochi contro il Pordenone, giochi contro la Triestina, giochi contro il Marano, che sai che sono le più forti, tu giochi la partita della vita. Per quella squadra è sempre complicato, non sarà mai facile. È facile poi parlare da fuori e dire sì, ma sono i più forti, però le partite vanno giocate sempre e non è semplice. Ma sembra una Serie D con meno squadre importanti rispetto a quelle dell'anno scorso. Simone, non avevi anche tu questa impressione? Sì, però come dice il mister, magari ancora di più si concentrano le forze proprio con quelle due, Pordenone e Marano, perché magari il mezzocorona viene a Sacile oggi e gioca ovviamente per fare punti, ma è ancora più, perché l'anno scorso abbiamo avuto 5 squadre di vertice magari, quindi le forze delle piccole si sono un po' divise, una ha fatto bene col Porto Tolle, una con la Virtus Vecom, però quest'anno magari tutti proprio attendono Marano, la Triestina per il blasone, perché come in eccellenza l'anno scorso anche quest'anno tutti vorranno andare a far bella figura a Rocco, immagino, e quindi potrebbe proprio essere una difficoltà il fatto di essere favorita assoluta. Può essere. Ma questo... poi, se posso dire Prego, certo, qui si può intervenire sempre. Come l'anno scorso c'erano 5-6 squadre che lottavano, quindi si mangiano punti. L'anno scorso, quest'anno come in eccellenza, l'anno scorso sono 2 squadre. Se una delle 2 vince, ma se una delle 2 sbaglia, basta solo 1 o 2 partite, diventa difficile poi vincere il campionato. Quindi anche quest'anno, se c'è Pordenone, io la Triestina la metterei un pochino sotto a queste 2, Pordenone e Marano, lottano fino in fondo, fanno un grande divario di differenza di punti con le altre, ma basta che una delle 2 sbagli 1 o 2 partite, potrebbe non vincere più il campionato. Quello che capitava l'anno scorso con noi. Rispetto all'anno scorso. La Triestina ha sbagliato la partita con il San Daniele è andato là, ha fatto una gran partita, ha sbagliato la partita, noi se la Triestina avesse battuto il San Daniele andavamo dietro di un punto, con una partita in più, ma dietro, invece sbagliando quella partita siamo sempre rimasti avanti e siamo andati in fondo. Quindi perdonatemi se sbaglio, ma quindi secondo me, che non sono un allenatore, è più difficile questo tipo di campionato in cui non puoi sbagliare praticamente niente. Perché ci sono poche squadre e non si mangiano i punti tra loro. Se lo vediamo così, ma girala come ti pare. Questo è un campionato, da un certo punto di vista, il più difficile, perché in ogni campionato, anche in eccellenza, se arrivi secondo almeno c'hai i playoff. In questo campionato, a parte quest'anno che alla Vecom ha dato bene per i ripescaggi, ma arrivare secondo a volte non conta niente. Quindi tu puoi fare il miglior campionato del mondo, arrivi secondo per un punto e non ti è servito a niente. Tanti complimenti, ma la vittoria va un'altra. Quindi che ci siano 5 forti, che ce ne siano 3, cioè primo devi arrivare, e non è semplice. Poi quest'anno quel primo posto con la Lega Pro unica De Blasi fa una gola tremenda. Assolutamente sì, e per cui noi ci auspichiamo che il Pordenone faccia veramente corsa a sé quest'anno, no? Perché in effetti per energie, per risorse messe in campo, credo che, come si diceva, ha una struttura adeguata a poter fare anche il salto di qualità, e forse è la volta che una nostra regionale possa accedere alla Lega Pro. Ecco. Poi scusa se ti disturbo, la struttura dove si allena il Pordenone è qualcosa di eccezionale, esatto, quindi non ce l'ha nessuno, sono poche squadre che ce l'hanno in Serie C, quindi secondo me meriterebbe assolutamente il salto. Scusa Massimo, poi mister hai detto una cosa giusta, la Virtus Vecom l'altro anno è arrivato secondo il Pordenone, quindi abbiamo proprio l'esempio lampante, la Virtus Vecom arrivò terza, quindi arrivare secondo conta niente. Non chiedetemi mai scusa quando intervenite, siete qua, vi guardate negli occhi, parlate, fate finta che non ci fosse, però adesso mi ha parlato dell'alta classifica, credo che a mister Zoratti quest'anno interessa in particolare salvarsi innanzitutto, non ai pensieri del Pordenone. Oggi è partito così con questo 4-1, noi c'eravamo per l'esordio in casa al Boito contro Vittorio Veneto. Vediamo il servizio, se è pronto, via dalla regia.
Il 5 maggio scorso la festa al Kosulic, oggi 1° settembre in campo al Boito. Ben ritrovati, si riparte, è un'altra stagione tutta da vivere insieme. Questo è l'esordio della Serie D, il fischio d'inizio. Il numero 10 Scarabel, pallone in profondità, Gallinelli è grande difficoltà e c'è calcio di rigore. Era nell'area, Gallinelli non riesce a tenere De Martin, si prende anche il cartellino rosso. Di Monfalcone contento, c'è, contento non c'è, la seconda volta però non può nulla, e il gol di Cervesato. 1-0 Vittorio Veneto, un primo miracolo, poi però non ce la fa Michele Contento. Attenzione alla velocità di Acampora, va via, falciato, non riesce a tenerlo Marson, poi ancora Acampora. Guardate quando vola via Acampora, è di un altro pianeta. Possocco va via bene Martincis, però non molla Martincis, grande intuizione di Possocco, scambio, bellissima azione, poi grande risposta di Contento, ma non è la sua giornata perché è un'altra respinta e arriva il gol con Possocco. È tornata l'estate, sembra l'inferno per l'UFM, se dobbiamo dire una metafora, questo primo tempo. Passa la sfera, ancora Vittorio Veneto in avanti, lo scambio Possocco-Martini, Martini mette al centro Martini, Contento non può arrivarci, doccia freddissima, gelata, e 3-0 subito, Dassier 3-0. Errore di Scarabel, gravissimo, Raffa in agguato, c'è cartellino rosso, Scarabel che erroraccio, aveva fatto tutto bene, qua troppa confidenza, troppa leggerezza, lì Raffa ha detto noi ci siamo ancora. Totò Acampora sopra la barriera, che bella la punizione di Acampora, traversa, poi ancora lui, sempre 3-0, ma merita il gol, un grandissimo Totò Acampora. Può sempre succedere di tutto nel calcio, di episodi, qualsiasi episodio può cambiare una partita. Colpo di testa di Carli, vola Tonon, la palla resta lì, si resta 3-0, che parata che ha fatto Tonon, è andata a prenderla lì al quarto d'ora. E ancora Vittorio Veneto che continua ad attaccare, Martini va avanti con i triangoli, la squadra del Vittorio Veneto, Martini Contento, Vittorio Veneto 4, UFM 0, il cross. Riesce a intervenire Fabris, Tonon, e stavolta la respinta buona per l'UFM che merita almeno il gol della bandiera. È finita 4-1 al Boito, inizio difficile per l'UFM che riparte dalla soddisfazione di quell'ultimo gol che consola, ma davvero leggermente, e domenica c'è il Pordenone, la Serie D inizia in salita. Allora mister, parte le respinte sfortunate, no? Perché ogni pallone che respingeva Contento, poi c'era qualcuno lì. C'era qualcuno, arrivava prima di noi. Arrivava prima di voi, no? Punto. Cioè mentalmente, dal punto di vista nervoso, caratteriale, dobbiamo essere molto più cattivi, tra virgolette, in campo, e abbiamo visto, rigore c'era sicuramente, io pensavo lo ammonisse, invece è stato rosso diretto. Però sulla respinta del portiere non può esserci un loro giocatore in mezzo a 4 dei nostri e fa gol, cioè dobbiamo essere prima noi, a parte la facilità con la quale andavano in porta, negli scambi, negli 1-2, e qui vabbè, c'è da lavorare, lavoreremo, però anche sul secondo gol, che poi era a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo, parata del portiere, di nuovo la riprende il giocatore e fa gol. Il terzo gol è al secondo o terzo della ripresa, cioè una squadra che deve salvarsi gli ultimi minuti di una partita, di un tempo, o i primi, deve essere molto attenta a non subire niente, perché ripeto, a farlo il gol, no? Però soprattutto però a non subirli, perché... Ecco mister, la sensazione oggi, innanzitutto va detto che c'è da lavorare, ho detto lei, è l'esordio dell'UFM in Serie D dopo 11 anni, non possiamo pretendere adesso che arriva lì e fa come in eccellenza, però la sensazione, dico una cosa abbastanza forte, poi mi smentisca lei in caso, è che oggi era ancora una squadra d'eccellenza l'UFM. È esagerato? No, soprattutto magari la prima mezz'ora, sì, durante la quale abbiamo subito
una squadra, una buona squadra, Certo. disposta bene, una squadra pericolosa negli inserimenti dei centrocampisti, giocava con una punta centrale molto brava, due larghi e centrocampisti che si buttavano dentro, lo sapevamo, bisogna stare un po' attenti a questi inserimenti, non lo siamo stati, ma comunque però eravamo troppo leggeri un po' in generale, anche quando con poca personalità, quando avevamo la palla, paura un po' a giocarla, la buttavamo. Io in genere non faccio mai complimenti a dei giocatori, miei giocatori, perché comunque so che a fare i complimenti vuol dire poi averlo per una settimana un po' così tra le nuvole, però so di fare dei complimenti giusti. Se lei ha visto la partita, i due migliori giocatori della mia squadra oggi sono stati, dal mio punto di vista, ma credo, Martincic, 95, un ragazzo che ha capacità di gioco, di visione, ha giocato davanti, dietro, cioè un ragazzo straordinario, bravissimo, giocatore vero, e anche Rafa ha fatto piuttosto bene. Poi Miraglia, che l'anno scorso era un giocatore che in eccellenza giocava poco, oggi è andato in campo e ha dato un buon contributo, cioè tutte queste cose fanno capire che gli altri, dei giocatori importanti che in questa categoria magari ce l'hanno fatta, devono fare molto di più, perché i gol che abbiamo subito, d'accordo. Riproponiamo un po' di gol, se la regia quando è pronta, anche in copertura, per tenere viva anche l'attenzione dei nostri telespettatori quando parla il mister. Grazie. Sì, dicevo, anche questi scambi belli, normali, cioè però un 1-2 normale non è che basta fare un 1-2 per andare in porta. A Vittorio Veneto capitava, uno dava la palla, andava avanti e andava in porta, è andato, oppure che andava sul fondo, la mettevano tranquillamente in mezzo, cioè voglio dire, un po' più cattiveria in queste cose bisogna averla, sarà compito mio insegnare cosa fare quando un avversario fa un 1-2, però sicuramente il primo quarto d'ora abbiamo subito 3-4 tagli del numero 9 e al quarto c'è stato il rigore, cioè io dico, dopo la prima volta che me lo fa io sto attento, o cerco di metterlo in fuorigioco oppure so che è un po' più svelto, mi stacco prima, corro prima, tanto fa quello, parte da centro-sinistra, va sul centro-destra della sua squadra, insomma, del suo campo, per cui vado un po' prima dietro, corro all'indietro un attimo prima, mi stacco un attimo e arrivo prima io sulla palla, cioè non possiamo subire in un quarto d'ora 4 tagli sempre uguali, sempre dello stesso giocatore e sempre alla stessa maniera, ecco, bisogna migliorare. Il mister naturalmente non può dirlo, noi siamo qua per fare domande, ma voi che siete magari adesso, il mister è allenatore però è in veste anche di opinionista, quanto tempo ci vuole, si può arrivare a quello che sta dicendo mister Zoratti? Perché oggi i tifosi, lo dico naturalmente, erano un po' preoccupati, insomma, no? Beh, la prima però. Poi io dico una cosa, se io faccio il difensore voglio essere allenato dal mister, cioè io difensivamente voglio essere allenato dal mister, certo. Se un difensore con mister Zoratti non capisce vuol dire che non capisce. Poi cioè, per me un aneddoto sempre legato al Pordenone, se me lo permette il mister De Agostini, a proposito di Zoratti. Dell'intervista nostra l'altra volta, dici? No, e questa non era un'intervista, l'avevo captata. No, io credo che io penso che la fase difensiva, come la cura al mister e con l'attenzione che c'era al mister, credo che ci siano pochi, insomma, dico in regione, parlo del Triveneto secondo me, quindi se un giocatore vuole imparare a difendere c'è il mister secondo me, ecco. Però mister, quanto pesa in questo caso secondo me la lamentela più importante, al di là dell'aspetto tecnico, mi pare che sia il problema di applicazione, no? Sì, di abitudine anche, cioè nel momento in cui un avversario che io sto affrontando dà la palla e va, ma appena si dice, appena fa il movimento di dar la palla a quello, perché andrà, io comincio a correre all'indietro, tanto la palla arriva dove arrivo prima io, ma se io aspetto che la palla arriva all'avversario, questo parte e poi quando la palla viene data io mi giro e corro, arrivo sempre dopo. Cioè è una questione di attenzione, di applicazione, di esperienza, non so, di Gallinelli e Carli a che punto sono nella sua testa come forma e come gioco, insomma? Perché non allora, se noi consideriamo le ultime, a parte oggi, le ultime 4-5 partite abbiamo subito un gol per un errore a Chioggia, vabbè sì, chiaro, il Corno 7-0, il Frumigliano 4-0, sì, anche con il Cras abbiamo subito, però voglio dire, avevamo dato poche dimostrazioni di così
difficoltà a stare in campo o a seguire un movimento o a fare una marcatura. Anche, ripeto, a Trieste sì, hanno avuto una o due occasioni, però voglio dire, è stata una partita nella quale sotto l'aspetto difensivo abbiamo fatto bene tutto sommato, perché comunque li avevano Tadeucci, Bortolotto, quel che sia, Daros è entrato, cioè voglio dire, quindi io non avevo grandissime preoccupazioni sotto questo aspetto. È chiaro che magari dei giocatori come Missio, faccio un nome però non importa, ha sempre fatto l'eccellenza, un 94 che dovrà imparare, e sappiamo che lui è molto bravo soprattutto nella spinta, è molto bravo quando attacca, però è chiaro che facendo il difensore deve imparare un po' a difendere, però adesso è da un mese e mezzo che stiamo facendo delle cose, certi momenti anche oggi tagliato fuori dall'1-2, cioè dobbiamo imparare velocemente però, perché se continuiamo Cosa ne pensa Fornasiere? È solo la prima e quindi è naturale che bisogna solo dare tempo, è inutile fare allarmismo, no? Ne abbiamo parlato prima col mister, ha detto insomma, che all'inizio non fa testo, che all'inizio insomma, sono dei valori che non rispecchiano necessariamente quelli che sono i valori reali, insomma. Certo è che anche il Vittorio Veneto è neopromosso, no? Quindi magari ci si aspettava, o il tifoso si aspettava qualcosa di più, ma credo che il mister, insomma, di quello che pensa al tifoso lo ascolti, ma insomma sappia lui quello che la sua squadra può dare. A Monfalcone conta anche la piazza, come a Pordenone. Io lo chiedo perché è il mio dovere, insomma, poi il mister sa quello che deve fare, non contano i tifosi. Però insomma siamo alla prima giornata, fare allarmismi credo che sia ancora molto precoce. Ultima cosa, mister, questa è una mia curiosità, servirebbe un centrocampista importante d'esperienza che abbia masticato la D? Lestani è un obiettivo possibile? Oh, no, sì, allora il discorso è questo, noi avevamo Boga che non aveva mai fatto, cosa mi pare, questa categoria, però era un giocatore straordinario tatticamente, per l'esempio che dava, per quanto sapeva fare in campo, ha scelto anche lui come altri di andare via. Abbiamo cercato altri giocatori, poi è chiaro che nella ricerca di giocatori dobbiamo tenere presente i vari aspetti, per cui abbiamo trovato dei giocatori che in questo momento magari stanno rendendo un po' meno, ma io ho fiducia che i vari Coacci o Strusiat, lo stesso Miraglia oggi ha fatto comunque una buona partita, possano dare di più e quindi trovare un assetto migliore o soprattutto più confacente a quello che è questo campionato. Insomma. Sul nome non si io non mi tiro indietro, ha parlato di Lestani, Lestani 2 o 3 settimane fa mi ha chiesto se poteva venirsi ad allenare da noi. Io per non creare al gruppo problemi, perché magari arriva Lestani, chissà chi gioca in quel ruolo, comincia a pensare allora e queste cose, ho detto no, non posso. È evidente che però, e sono sincero, e con la società abbiamo parlato di questo nostro problema che possiamo avere di dinamismo in mezzo al campo. De Agostini, Lestani sarebbe l'uomo giusto? No, Lestani è un bel giocatore, poi tra le altre cose il mister l'ha già allenato, quindi lo conosce meglio di tutti noi, insomma, indubbiamente un buonissimo giocatore. Ok, ultima pausa e poi vediamo anche le immagini di eccellenza. Stasera puntata più breve rispetto ai nostri standard, no? Poi da domenica si riparte con l'appuntamento più ampio, si chiude alle 8, quindi abbiamo ancora un po' di minuti, un po' di pubblicità e poi ancora a tutto campo, fra poco. Ultima parte di A Tutto Campo, abbiamo parlato ampiamente della Serie D, del Monfalcone e del Pordenone, Debito abbiamo sentito mister Zoratti sul Monfalcone, sentiamo anche mister Parlato da Montebelluna perché il nostro Davide Pettarini ci ha spedito l'intervista e quindi siamo in grado di proporvi anche le sensazioni, le parole dell'allenatore neroverde. Vediamo. Carmine, è fondamentale partire bene, lo dicono tutti, la prima giornata di campionato è la più insidiosa, l'hai risolta a fine partita, però l'hai preparata bene perché hai giocato un ottimo primo tempo. Sì, come avevamo detto ai ragazzi in settimana di cercare di prepararla nella maniera migliore, con quella determinazione, con quella massima umiltà, e sotto questo punto di vista i ragazzi, se vogliamo, l'hanno interpretata benissimo, ma ero consapevole che comunque l'esperienza di questo mese e mezzo di lavoro insieme ha portato dei frutti caratterialmente.
Al di là di questo comunque direi che la squadra mi è piaciuta perché ha sempre avuto questo spirito di costruzione in fase di possesso, abbiamo provato ad alzare il baricentro da subito per fare in modo di sbloccare la partita. Peccato, ho detto di essere concreti il sabato quando ho sentito gli altri colleghi, purtroppo ecco, da una parte dispiace perché c'è stata una sofferenza fino alla fine, però la sofferenza si è tramutata in gioia. Sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo correggere gli errori, è quello che faremo da martedì. Il bello e il brutto di questo Pordenone e di questo ragazzo, ha fatto il gol fondamentale per i primi 3 punti, si è fatto male praticamente all'ultimo secondo di gioco. Come sta Denis Makan e se lei è preoccupato? Visto? Ma diciamo che in linea di massima fanno parte delle regole del gioco, però non fa parte della sportività. Questa è una cosa che non voglio entrarci in maniera specifica, dico soltanto che grazie a lui che si è calato nella parte, è entrato con grande umiltà, è stato molto utile alla causa, sono contento per lui che ha fatto gol, che ha fatto vincere i suoi compagni, la nostra società, me stesso. Dispiace, però spero vivamente che comunque questa botta che ha preso al ginocchio possa essere una cosa lieve. Questo è il Pordenone che avevi in mente? Sono questi gli 11 che si possono considerare i titolari del Pordenone ad oggi, 1° settembre? No, perché i miei titolari sono 21-22. Ok. Risposta giusta da allenatore, no? Ne abbiamo 2 in studio, non si può sbilanciare in questo senso, però Simone sarebbe da, non so, da denunciare? Quello non parlato, quello dell'intervento. Ha condotta assolutamente violenta. Sì. Un fallo che non penso possa avere un motivo, una giustificazione, Una niente. palla sull'esterno, proprio sulla riga di auto, cioè un intervento del genere è solamente per far male all'avversario. Poi Makan, insomma, credo che non abbia bisogno di questo, ne ha passate talmente tante che... Sì, è stato molto sfortunato. Voglio dire, giocatore, allora, capocannoniere in C2 che si ritrova così. Questa sera abbiamo grandi ospiti, no? Come sempre, con i nostri 2 super allenatori, i nostri Simone Fornasiano e Antonio De Blasi, ma dalla prossima settimana che riparte a tutto campo ci sarà, a tutto campo quello con il consueto appuntamento anche con tutti i dilettanti, ci sarà il nostro numero 10, no? Federico Francioni, e volevo salutarlo. Dov'è Federico Francioni? Al mare? No, buonasera, io rispondo da San Siro, quindi... Fantastico, fantastico. Tu sei come esagerato, sono qua. Sei sempre a vedere calcio, no? Non ti stanchi mai. Ascolta, ciao, buonasera a tutti. Ci vediamo la prossima settimana, abbiamo lo studio nuovo. Ho anche una scenografia col numero 10 tutta per te. Però ti chiedo una cosa al volo, una battuta sul Pordenone che vince 1-0, sulla sconfitta 4-1 dell'UFM e sulla sconfitta della Triestina. Da numero 10 vai con la tua opinione rapida e poi ti lascio San Siro. Rapidamente, il Pordenone ci aveva stupito tutti con un precampionato da favola, direi una Coppa Italia fatta bene, ha vinto come era da pronostico, non è stato facile perché hanno vinto con un gol a 5 minuti dalla fine, quindi il Monteveduna ha venduto cara la pelle. Sono un po' stupito del fatto del Monfalcone perché anche loro secondo me avevano fatto un buon precampionato, prendere 4 gol in casa non è proprio da difesa di mister Zorati, però c'è da dire che se non sbaglio sono rimasti in 10 da subito per il rigore d'espulsione. Bravo. Sei ben informato. Da Gallinelli. Ma sai quale mi interessa più di tutto però a me? Visto che l'anno scorso abbiamo parlato tutto l'anno sulla Triestina, no? Che ha preso Godes ma perde. Cosa ci dici? Ha preso Godias, ha sbagliato rigore, Godias oggi non è stato un esordio fortunato per lui, però sì, insomma ci aspettava qualcosa di più anche perché il Fersin alla fine non è questa squadra così, diciamo che il campo era molto piccolo ma hanno raccontato, c'è stata una grande battaglia dal punto di vista fisico, la Triestina aveva trovato il pareggio con Daros, però mi aspettavo un altro inizio sinceramente. Certo è che non è stata una settimana facile perché uno dei migliori fuori quota che aveva preso la Triestina, che è Piscopo, si è rotto il ginocchio purtroppo, quindi facciamo un in bocca al lupo per la rottura, per la pronta guarigione fra un paio di mesi. Insomma dai, speriamo che si possa rifare dalla Triestina perché speriamo che sia protagonista di questo campionato. Ne parleremo ampiamente da domenica di nuovo in studio, ti aspetto. Ciao Francio.
Ciao e buona serata a tutti voi. Ciao. Buona serata a te. Ciao. Guardiamoci il 13° Tolmezzo, gara di Coppa Italia, sempre immagini solo su FVG Sport Channel e solo su Tutto Campo. Servizio di Simone Fornasiere, vai. Vediamo se arriva. Poker di reti in quel di Tolmezzo per la matricola 13° che guadagna così l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, trofeo Diego Meroi, dove il 2 ottobre prossimo andrà a far visita al CRAS per provare ad entrare nelle prime 4. Tolmezzo che invece dice addio alla manifestazione. Parte meglio la squadra carnica che avvicina la porta dopo 13 minuti direttamente da calcio di punizione di Calin che esce sul fondo. 3 minuti dopo è il 13° che si fa pericoloso con un tiro di Fierro dalla sinistra che Nardone mette in angolo. Sulla conseguente battuta palla che arriva fuori per Pretato che in corsa calcia con buona potenza ma scarsa mira. Al 38° è ancora un calcio di punizione a creare pericolo con Nardoni che, di pugno, respinge il piazzato di Favero. All'ultimo minuto della prima frazione il 13° passa. Veloce ripartenza con Fierro che pesca il filtrante giusto per Balzano che, di destro, infila Nardoni per il vantaggio ospite. Ripresa in cui ci si attende un Tolmezzo votato all'attacco e difatti, dopo 2 minuti, è Rovere che, ricevuto da Cucchiaro, avrebbe l'occasione del pari ma la mette fuori. E così, al 5°, il 13° spegne ogni velleità del Tolmezzo e raddoppia con un calcio di rigore netto che Fierro trasforma per un atterramento dell'ex barone ai danni di Giacomini. Al 12° Balzano fa tris con una magia alla Del Piero quando, liberatosi sul lato di sinistra, supera Nardoni con un delizioso destro a giro. Tolmezzo ormai in confusione totale di idee e al 23° il poker è servito. Fierro, servito da Giacomini, evita prima Rovere e poi Nardoni per la più facile delle marcature. Al 43° sussulto tolmezzino con Plosner che, servito da Calin, calcia da buona posizione ma lo fa addosso del negro. Non è proprio serata per il Tolmezzo che cade sotto i colpi del 13°. Dell'eccellenza parleremo ovviamente la domenica prossima, una battuta prima di chiudere. Abbiamo una telefonata prima di chiudere? Sentiamo se è così. Pronto? No, forse mi hanno segnalato male, non sento l'audio. Ho visto un telefonata nel video, forse sbagliato. Allora Simone, ho visto un bel Tolmezzo, prima di tutto perché il 4-0 Tolmezzo. Tolmezzo l'ho visto sia mercoledì a San Daniele sia ieri sera appunto col 13°. San Daniele hanno giocato una partita pari e patta con San Daniele, 2 squadre che insomma mi sono parse un po' fare fatica in questo momento. Il 13° l'ho visto proprio sabato scorso in casa col San Daniele 3-0, ieri sera a Tolmezzo. Sicuramente ha una grande sorpresa. Una grande solidità difensiva. Io in 180 minuti non li ho mai visti andare in affanno. Hanno inserito Favero che insomma non serve che lo presento io adesso, che secondo me è uno che può fare davvero bene e sarà così a 13° perché riesce con il solo Fierro là davanti a metterlo in porta spesso. Poi se Balzano, se Balzano fa questi gol, insomma penso che Toffolo questo precampionato possa essere soddisfatto, ecco. Scusate, mi confermate che vedete voi che mi segnala una telefonata, no? Quindi non sono io che vedo male, però io riprovo. Pronto? Sì, è vero, pronto? 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 Sì, mi sente? Sì, Massimo? Sì, Massimo Radina che conduce con i suoi ospiti, buonasera. Pronto, Massimo? Con chi parlo? Con Cipriani di Veneto Gol. Buonasera. Cipriani, buonasera. Siamo in chiusura rapidissima. Sì, Massimo, una cosa, io ho visto la partita di Montebelluno oggi, ero presente, ho visto anche il contatto abbastanza ruvido tra Severnini. Non va. Tra Severnini e Maccan, che è stato decisamente pesante, forse è stata anche un intervento volontario per anche ribadire un attimino quel grappolo di uomini che si è creato in centro area nel momento del gol. Forse tra i due c'è stato un battibecco e da lì è nato poi la reazione di Severnini. Direi che
per quanto si è visto nel primo tempo il Pordenone ha fatto una buona prestazione, però l'ha esercitata a sprazzi e non giocando un grande calcio, e anche i tifosi si sono lamentati in tribuna non vedendo spettacolo, non vedendo coralità nella manovra del Pordenone, che poi nel secondo tempo invece ha sofferto molto. E vi ricordiamo che il Montebelluna dei giovani ha giocato in 10 uomini per 37 minuti. Però dai, ha meritato tutto sommato vedendo le azioni. Cipriani, dobbiamo risentirci domenica prossima però, perché siamo veramente in chiusura. Grazie per la tua chiamata, grazie Cipriani. Veneto Gol, tra l'altro uno dei portali più seguiti, mi scuserà se l'ho interrotto un po', ma siamo veramente alla fine. Prima di chiudere, chiedo scusa a Treviso che ci sta, ma noi ci manca veramente un minuto di clip, perché noi è la prima puntata stagionale, abbiamo fatto grandi sforzi per ripartire, abbiamo uno studio nuovo, però vogliamo anche mostrarvi un po' come è stato il passaggio dalla prima puntata all'ultima, agli ultimi preparativi di ieri sera per lo studio. Noi abbiamo sempre detto che il meglio deve ancora venire. Sentite Ligabue e poi rientriamo per i saluti. Clip. Amici di FVG Sport Channel, questo è A Tutto Campo, avete sentito la nostra sigla, il meglio deve ancora venire, noi vogliamo proporvi il meglio ogni settimana con la nostra programmazione sui dilettanti, parliamo a 360 gradi di quello che accade nel weekend calcistico regionale. Te l'avevo raccontato tempo fa. L'ha raccontato credo ancora prima di Natale e sono felice di poter in qualche modo dare il mio contributo. Per me è un divertimento. È una città piuttosto dura. Questa puntata nuova, una vera novità dal pomeriggio in diretta. Andiamo a Porto Tolle, se riusciamo con l'audio di Agrusti, vai. Calcio di rigore per il Delta. La parentesi sono iniziate da pochi minuti dilettanti, c'è già il vantaggio dello Zaule sul Vesna per 1-0 per la promozione girone D. Andiamo a Chios, scusa, Chios è già in vantaggio. Scudo 2-1, ancora in vantaggio il Chios. Incredibile disattenzione difensiva del Fiume Veneto. Mi devi dire che il meglio deve ancora venire. Ecco, insomma, un po' di strada ne abbiamo fatta e abbiamo ripercorso un po' di tappe, anche uno degli ultimi esperimenti che è stato quello della domenica pomeriggio in diretta. Dopo l'8 settembre vi annuncio già una grande novità al pomeriggio, parleremo di Udinese insieme a Free FVG Sport Channel unite, reti unificate, e poi con gli aggiornamenti in diretta dai campi, anche con le immagini in alcuni campi. Quindi noi abbiamo detto dall'inizio che il meglio deve ancora venire, vi cerchiamo sempre e continuiamo sempre a proporvi il meglio, almeno noi ci proviamo. Ringrazio Enrico Tomate e Francesco Toniccio, li avete visto in quelle ultime immagini ieri, che lavoravano per rendere possibile questo studio con grande passione ed entusiasmo, come fosse completamente loro questa trasmissione, ma è così perché siamo davvero un gruppo che lavora unito e forse è uno dei nostri segreti. Grazie a tutti i tecnici di Free che hanno portato sicuramente competenza e professionalità, ringraziamo l'editore Tommaso Panto, ma come sempre il nostro direttore Davide Michalic, che permette che questa trasmissione, che tutte le trasmissioni continuino a crescere e per fare sempre meglio. Grazie davvero, questo è FVG Sport Channel, questo è Tutto Campo ed è solo la prima puntata. Grazie ai nostri ospiti, Antonino De Blasi, che lo avete visto la prima puntata e c'è ancora oggi. È per il terzo anno la prima puntata. Terzo anno prima puntata. Stefano De Agostini. Grazie a voi, buonasera. Che fin quando non trova squadra resta con noi, opinionista. Grazie mister. Simone Fornasiere. Nessuna squadra mi cerca. No, non c'è pericolo. E mister Giuliano Zoratti. Grazie a tutti. Ci vediamo giovedì con la presentazione speciale calendari del calcio dilettante. Alla prossima, buona serata.